Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Bentornati amici a Regioniamoci sopra, Giuliano Zulin sempre con voi qui su Radio Libertà. Abbiamo fatto una pausa chiaramente sacrosanta, scusate il gioco di parole, per la morte di Papa Francesco la settimana scorsa, dopo Pasqua. Adesso vediamo che inizia il conclave il 7 maggio, ma abbiamo visto anche, diciamo, che una notizia un po' ha sconvolto tutti, ha messo un po' in apprensione, cioè ovvero il blackout che ha colpito la Spagna in particolare, ma anche il Portogallo, insomma mezza Europa, anche un pezzo di Francia. Diciamo blackout per quale motivo? Perché, c'è un blackout anche sulle riforme, no, nel senso che c'è qualcosa di strano, ovvero che la legge Calderoli, quella che, è stata o meglio, si è chiesta una modifica da parte della Corte Costituzionale in, 13 punti, e ricordiamo sempre che in 38 punti invece i ricorsi presentati da Campania, Puglia, Toscana e Sardegna sono stati rigettati e bocciati. E chiaramente adesso c'è una, legge delega che deve essere portata avanti dal governo, il ministro Calderoli lo sta predisponendo, lo sta portando avanti, e speriamo che, diciamo, non ci facciamo, come dire, che non si perda del tempo tra il Papa, le visite negli Stati Uniti della nostra premier o altre vicissitudini che chiaramente ci sono sempre, però, come dire, a livello, politico, ma soprattutto la necessità di questo paese è quello di diventare più moderno, proprio alla luce di tutto quello che succede tra guerra, cambiamenti incredibili legati al mondo dei dazi. E ha fatto bene giustamente la premier Meloni ad andare a Washington per prima come capo di Stato europeo, e poi a ricevere Vance in Italia, che è fondamentale proprio, questo legame, questo rapporto per creare una un percorso che non dico che permetta all'Italia di rimanere immune dai dazi, ma almeno di avviare un dialogo costruttivo che faccia del bene all'Italia, ma ovviamente anche all'Europa, più che altro perché l'Europa, praticamente è la nostra, mercato primario, prima degli Stati Uniti ovviamente. La questione, diciamo, perché serve questa riforma? Perché, proprio nei giorni in cui, pochi giorni dopo la morte del Papa, il Sole 24 Ore ha aperto il giornale, se non vado errato proprio il giorno del 25 aprile o comunque giù di lì, con una notizia, secondo me, incredibile per il semplice il titolo è: "Nuove pensioni assistenziali in 20 anni sono cresciute del 62%, 2 punti, Calabria al top". E poi si dice: "L'andamento di nuovi trattamenti liquidati attualmente dall'INPS", è questo, "l'anno scorso 50,7% degli assegni previdenziali staccati dall'INPS è stato erogato per servizi di assistenza". Allora vi dicono sempre che la legge Fornero è stata anche approvata proprio perché si dice che noi eravamo messi male con le pensioni, salvo poi, dire che salvo poi rendersi conto che il bilancio dell'INPS è formato principalmente da voci di assistenza e non di previdenza. Previdenza delle pensioni, che anche lì ne abbiamo parlato varie volte qui a Ragioniamoci Sopra, ci son dei capitoli incredibili di, chi paga cosa, perché sappiamo benissimo che 3 regioni, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, i contributi praticamente mantengono metà del bilancio dell'INPS, ma questo deriva anche dal fatto chiaramente che sono anche le regioni più, ehm, produttive, e quindi dove ci e oltre il fatto che ci sono le regioni dove sono anche, la maggior parte delle persone, perché ricordiamo che più o meno nel bacino della pianura padana vivono 30 milioni di, italiani, e quindi è naturale anche paradossalmente che metà del bilancio dell'INPS sia coperto da 3 regioni. Detto questo però, quando vai a vedere che per le nuove pensioni di assistenza, ovviamente con, assegni ridotti rispetto chiaramente a quelle di previdenza, vedi che sono cresciute del 62% in 20 anni, con la Calabria al top, beh insomma uno vien da dire: "Beh, va bene amici, va benissimo tutto, però,
quando si parla di autonomia e di LEP, cioè di introdurre servizi essenziali di prestazione che siano uguali o più o meno, che ci sia un minimo comune, sindacale, chiamiamolo così, un minimo comune base di servizi per tutto il territorio italiano, però quando si parla invece di pensione e di assistenza, non viene mai tirato fuori questo argomento, quando bisogna riequilibrare chiaramente le competenze, i diritti e i doveri, come diciamo sempre qui a Ragioniamoci Sopra. Perché poi se andiamo a leggere ancora l'andamento dei nuovi trattamenti liquidati attualmente dall'INPS, tutto il Sud a quota 80,8 per le prestazioni agli invalidi civili. Nel 2024 in formato assistenza c'è appunto il 50% degli assegni al netto della gestione dei dipendenti pubblici. Nella concentrazione di prestazioni assistenziali, Campania e Puglia sono al secondo posto e Emilia Romagna all'ultimo. Su 18 milioni di pensioni monitorate dall'INPS, cioè quelle complessivamente erogate, quasi 1 su 4 ha la fisionomia di essere una pensione assistenziale, costo 27,3 miliardi l'anno. Sono numeri che fanno spavento, appunto dicevo, ma per il semplice fatto che, bisogna anche dirlo, siccome il Sud ha avuto una tremendo ha subito un tremendo spopolamento negli ultimi decenni, è ovvio che chi rimane al Sud ha, diciamo un'età più alta, magari anche dei problemi di salute e quindi anche incapacità lavorative diverse o maggiori rispetto a chi abita in altre zone dell'Italia, questo bisogna ovviamente precisarlo, anche perché in teoria ci son più giovani al centro-nord che al sud. Non è che lo dico io, lo dicono tutti gli studi. Rimane però un fatto che sono tanti soldi e soprattutto rimane un fatto che questa disparità di trattamento. Mhmm, e qua mi viene in mente una roba: nel 2001, quando il governo dell'Ulivo varò, per 4 voti la riforma della Costituzione in senso autonomistico regionalista, cioè che è quella che in teoria vuol portare avanti il ministro Calderoli, ecco, ci fu anche una venne anche deciso che le pensioni di assistenza, in particolare di invalidità, venivano di fatto affidate alle regioni. Questo è durato fino al 2010, ma per un semplice motivo poi si bloccò tutto, perché appunto c'era un'esplosione incredibile di concessione di pensioni di invalidità. Ribadiamo, ci son dei problemi diversi in certe zone dell'Italia rispetto ad altre. C'è una questione anagrafica diversa, c'è una questione di salute e anche di servizi legati alla salute diversi, e questo lo diciamo ancora una volta proprio per sgombrare il campo, che non siamo qua a puntare il dito contro qualcuno o qualcun altro. Detto questo però, c'è stata forse una gestione allegra. Allora quando, si fa un discorso di LEP, livelli essenziali di prestazione, che chiaramente tutto il centro-sinistra, ma soprattutto i grandi oppositori alla autonomia differenziata dicono: "No, van prima fissati i LEP perché dobbiamo avere anche stesse parità a livello di infrastrutture, dobbiamo avere stessi servizi a livello di sanità", va benissimo, però poi a un certo momento, siccome parliamo di 27 miliardi di spese assistenziali e se vediamo che, ehm, praticamente gran parte della cifra è al sud, chiaramente anche questo andrebbe dentro nel calderone, no, nel computo finale quando si deve decidere l'autonomia. Perché, questo non vuol dire che devi andare a togliere la pensione di invalidità che magari è stata conseguita in maniera più che legittima dalle persone che, beneficiano di questo assegno previdenziale erogato dall'INPS ogni mese. Però, ecco, però bisogna anche, fare un conto unico. Primo perché i soldi l'INPS lo sappiamo benissimo, sta in piedi da solo, ma ogni anno più o meno beneficia di un mega assegno che gli arriva dallo Stato centrale, quindi dalla fiscalità generale, quindi dalle tasse di tutti i cittadini, dal nord al sud compresi, per mantenere chiaramente il sistema, cioè che ci sia una continuità, una sicurezza nei pagamenti. Ovviamente, ci mancherebbe altro, questo mi sembra la base di una, vita sociale, democratica, politica, umana.
Però porca miseria, possiamo dircelo, no, che c'è qualcosa che non va, no, non dobbiamo dar la colpa a uno o all'altro. È successo, il problema è mettere un freno o comunque ricreare, dar vita a un riequilibrio, all'interno del territorio. Cioè, se un territorio beneficia di più livelli di assegni di invalidità, rispetto a un altro territorio, ecco magari non può forse avere anche ulteriori servizi, non ulteriori servizi, è giusto che abbia dei servizi ulteriori, ci mancherebbe, ma non può neanche avere finanziamenti tali per cui poi bisogna privare un altro territorio che invece non ha tutta quella schiera di invalidi, secondo l'INPS. A quel punto lì poi è ovvio che uno, non dico che perde la pazienza, ma dica: "Beh, ma scusate, ma a che gioco stiamo giocando", no? Questo era appunto una chiave, secondo me, importante, che dovrebbe essere messa sul piatto, sul tavolo delle trattative varie che ci sono, per quanto riguarda l'autonomia, perché fatalità, questa notizia è riportata in prima pagina del Sole 24 Ore, quindi un organo, come dire, la Bibbia, no, diciamo, per quanto riguarda l'informazione economico-finanziaria, non è stata commentata da nessuno. Nessuno ha fatto una polemica, nessuno ha detto "bah", però cavolo, cioè noi qui modestamente ragioniamoci sopra, qui su Radio Libertà, non dico che ci arrabbiamo, ma, diciamo che veramente le cose così non possono più andare avanti, ma perché poi dopo non ci sono i soldi se devi dare i soldi a presumibilmente troppi invalidi rispetto a quelli che esistono, è ovvio che non hai più soldi per tagliare le tasse, non hai più soldi per intervenire magari in emergenze, non hai più soldi per fare niente. Ed è quello proprio la gravità che grida vendetta, no, cioè servono assolutamente un riequilibrio proprio per un discorso di equità, la stessa equità che ehm, gli avversari dell'autonomia differenziata reclamano ogni secondo. Avete ascoltato Regioniamoci sopra.